Veneto Attrazione Investimenti Filiere e ZLS. La Regione Veneto, tramite il Fondo Veneto Competitività, ha stanziato 44 milioni di euro per sostenere l'attrazione di investimenti e lo sviluppo delle filiere produttive e distrettuali. Lo strumento, gestito da Veneto Innovazione, utilizza gli accordi per l'insediamento e lo sviluppo per finanziare dei programmi di investimento da parte di PMI e mid-cap con focus sul settore manifatturiero. L'agevolazione è erogata attraverso un mix di strumenti e in particolare una sovvenzione a fondo perduto che può arrivare fino al 30% del costo ammesso e una provvista pubblica a tasso zero. Sono ammessi programmi di spesa con un importo minimo di 2 milioni di euro e massimo di 10 milioni di euro. Le priorità saranno per gli interventi che riguardano nuovi insediamenti, espansioni e riconversioni produttive. Se avete trovato utili e interessanti queste notizie, vi invito a mettere un mi piace e a condividerle con chi ritenete essere interessato. Se lasciate un commento sotto, vi risponderò con molto piacere a eventuali dubbi. Se avete necessità di assistenza alla presentazione di questi bandi, il sito di riferimento è reteagevolazioni.it. Io sono Franco Rasotto e questa è Rete Agevolazioni.